In attesa della nuova perturbazione è tornata la calma nel Friuli orientale e isontino dopo i violenti nubifragi dei giorni scorsi che hanno messo in ginocchio diverse zone della provincia di Udine, in particolare l'area collinare e la Tisanese. L'occhio del ciclone permetterà di valutare una prima stima dei danni. Martignacco, Reana del Roiale, Nimi, Starcento, Montenasta, Vagnacco e Rivignano Teor. Questi i comuni al centro dell'ultima ondata di maltempo. Fiumi invasi da alberi ed altri tipi di rifiuti, la ghiaia che supera abbondantemente i letti, fossati scolmatori da pulire e strade che si trasformano in veri corsi d'acqua. Per fortuna che siamo in Friuli. Non è un eufemismo, ma la realtà dei fatti, dove rispetto ad altre regioni del bel paese, non solo quelle sotto la linea gotica, dimostra ancora una volta come la parola prevenzione sia messa in pratica. Pensate al quantitativo di pioggia caduta, sommate al dissesto idrogeologico tipico italiano. Eppure dalle nostre parti si tiene conto di come si fa e come si opera. I disagi ci sono stati, ma le opere idrauliche costruite con dovizia di particolare hanno fatto il loro dovere, evitando la catastrofe. Le alluvioni del 1966 hanno insegnato qualcosa da queste parti. Vedi l'ultima piena del tagliamento, passata indenne, solo che manca quel pizzico di volontà tipica nel DNA delle genti nostrane. Lasciare fare gli interventi di messa in sicurezza con giudizio, secondo i canoni di madre natura. Ora tutti a stracciarsi le vesti. Palmanova è malata, le sue mura secolari hanno bisogno di interventi. Eppure, sì, perché il violento nubifragio di lunedì pomeriggio, con la caduta di calcinacci e travi di Porta Udine, ha soltanto rimarcato quello che tutti sapevano, ma nessuno voleva per evitare problemi. Per fortuna che venne retta da Venezia. Nella Serenissima facevano le cose per bene. Al cronista spetta l'ingrato compito di riportare nero su bianco quello che accade senza fare il lacchè a qualche amico di palazzo di turno. Bravo a darti pacche sulle spalle quando lo elevi all'Olimpo. Pronto a gridarti, brutto mona de Furlan, traditore dell'impero, quando metti in luce gli errori. Senza tanti giri di parole, sintetizzando il tutto, emerge come la burocrazia faccia resuscitare Lazzaro in 2.0. Peccato, cammini peggio del gambero della Louisiana, facendo danni e terra bruciata. Ci ha provato Attila in passato, ma i friulani sono rialzati. Ci ha provato l'Orcolat, ma anche lì sempre testa alta e spalle dritte. Palmanova deve essere salvata come le altre perle della nostra regione, patrimonio storico-culturale inimitabile. Siamo in Italia, dove tutto è possibile e niente impossibile.